Buongiorno, anzi ormai buon pomeriggio, io sono Roberta Mallamaci, rappresento un'associazione, l'associazione CHAC Formazione e Legalità, che collabora con enti e istituzioni pubblici e privati. In particolare abbiamo siglato un protocollo con il Tribunale per i minorenni di Catania, con la Procura per i minorenni, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con l'ambito territoriale, con il Comune di Catania. Siamo oggi ospiti dell'Istituto Comprensivo Malerba di Catania per chiudere un progetto che è iniziato lo scorso mese di febbraio, che si chiama CHAC, un processo simulato per evitare un vero processo. È un percorso di educazione alla legalità che interessa gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. A Catania abbiamo avuto anche la prima scuola primaria che si è cimentata nella simulazione del processo, grazie all'intervento e alla collaborazione del Presidente della Corte d'Appello, il dottore Pennisi, che ci ha consentito di svolgere tutte le simulazioni del processo direttamente in un'aula di giustizia del Palazzo di Giustizia cittadino. Hanno partecipato diverse scuole dislocate sull'intero territorio del distretto di Catania. Devo dire che c'è stata un'appassionata partecipazione, un'accorata e sinergica collaborazione anche di tutti i docenti che hanno guidato i ragazzi in un percorso che non vuole essere soltanto di educazione alla legalità, ma anche di inclusione e anche di solidarietà e di unione, tant'è che oggi si è proprio concluso in un clima di festa, grazie anche ai padroni di casa e alla dirigente scolastica, dottoressa Agata Pappalardo, che molto gentilmente ha dato il suo supporto come scuola polo e che è qui, alla quale passo volentieri la parola perché vorrà significare e partecipare anche il suo pensiero. Piacere ospitare questa manifestazione conclusiva di questo progetto che veramente ha un impatto notevole sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza, di cooperazione, ma anche di promozione della legalità. E quindi ecco, un grazie alla dottoressa Mallamaci e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione, in primis il dottore Pierro, direttore dell'USR Sicilia, che ha dato il finanziamento, l'ambito territoriale il dottore Grasso e anche l'ente locale. Volevo ringraziare l'associazione che ha dato vita a questo progetto già dallo scorso anno, alla Scuola Polo, alla Scuola Malerba, che offre sempre queste opportunità a quelle associazioni, a quegli enti che vogliono portare rispetto e legalità alla nostra città, alla città di Catania, ma a tutta la provincia, perché sono state coinvolte tantissime scuole. Oggi siamo qui all'evento conclusivo, devo dire che c'era, come è stato già anticipato dalla Presidente, c'era tantissima armonia e anche era un momento di festa condiviso dalla città, condiviso da tutte le istituzioni, ma soprattutto condiviso dai ragazzi e dalle scuole, che è quello per cui noi siamo presenti e per cui ogni scuola e ogni associazione che fa parte del territorio deve vivere. Noi viviamo per loro e dobbiamo ringraziare chi ogni giorno combatte per la legalità e combatte per portare avanti questi ragazzi in un mondo e per un futuro migliore.